Ciao. Oddio, non so se ho fatto pazzia, per me. Oddio. Il grande amore della mia vita è stato mio marito. La prima volta che mi sono innamorato è stata alle elementari e mi ricordo ancora che ero in terza e mi sono innamorato di questa mia compagna di classe. Io non guardavo i ragazzi, ha capito? Invece tutti a quei tempi era una casa aperta questa qua, anche alla sera per gli anziani facevano la fila, si diceva quella volta. Ho avuto 1-2 cotte importanti, ma alla fine non si sono mai trasformate in relazioni. Il mio primo amore è stato nell'estate in un centro estivo di 4 anni fa. Lui abitava a Oreggio, in provincia di Varese, vicino Milano. È stato un periodo, diciamo, un po' difficile per me perché non sapevo che fare, perché tutti mi chiedevano se ero fidanzato oppure no, però è durato poco e poi non ho più avuto amori per qualcuno. Io l'ho conosciuto qui a San Giovanni, che lui praticava una famiglia, che il figlio era maestro di musica. Da giovane, lui a 13 anni ha cominciato ad andare in fabbrica, ha fatto il falegname, il muratore, ha fatto di tutto. E dopo il suo sarebbe stato di fare il tenore. In realtà è stata lei a dirmi che io le piacevo e poi c'era anche un mio compagno di classe che era geloso. Infatti abbiamo fatto anche una gara e chi vinceva si prendeva la mia compagna di classe. Non sono riuscita a comunicargli che mi piaceva perché l'ha fatto un'altra persona, che era un'animatrice. Allora sono andata lì per caso perché il fratello faceva il calzolaio. Io sono andata lì per fare un buco alla cintura e lui era lì e lui mi dice: senti, fermati un momentino che facciamo una chiacchierata. A me non mi andava perché eravamo io e lui e non avevo confidenza. E sì che abbiamo incominciato a parlare. Lui mi faceva le domande su tutto, di come vedevo questo, quello, come pensavo, l'innamoramento di quelli che si sposavano per lettera. E io ero un fulmine perché avevo le mie idee. All'inizio, quando non sapevo che mi aveva rifiutato, pensavo di piacergli ed ero sempre felice, andavo a scuola anche per quello e provavo dei forti sentimenti per lei. Ma quando mi ha rifiutato sono stato anche un po' male e non sono più riuscito a dire alle altre persone quello che provavo. Non hai capito ancora. E che cosa devo capire? Io ti prometto che io ti scrivo, tu promettimi che mi rispondi, vediamo se nasce qualcosa. Io quella volta ho detto: ma sei matto, per lettera. Io non ho mai creduto a innamoramenti così, capito? E invece dopo è stato così bravo nel scrivere. E allora, furia di dai, piano piano siamo arrivati dopo un anno al matrimonio. Successivamente non ho più avuto amori perché forse ho dei gusti un po' particolari, però magari nel corso del tempo proverò a cambiare. Innanzitutto, se magari è gelosa di me è anche un bene, perché questo vuol dire che ci tiene a me. Deve essere simpatica, che scherza però fino a un certo punto. Poi quando si parlano di cose serie deve essere seria, un bel aspetto fisico e anche un bel viso, diciamo. Una cosa che non ho mai capito è come le persone, per esempio, dicono il mio ragazzo perfetto è basso, alto, cioè a me non mi cambia. L'importante è che sento nel mio cuore che è la persona giusta. Mia madre mi raccontava che bisognava voler bene a tutti, rispettosi e via di seguito. Cioè il fatto innamoramento, ecco, quello l'ho più imparato perché ho praticato l'azione cattolica. Mi piaceva istruirmi,
Per esempio noi adesso usiamo molto il telefono perché ci viene anche più comodo, perché quando parli con una persona direttamente che ti piace trovi molta timidezza e non riesci a dire le cose a cui provi per lei. Invece dietro ad uno schermo ti viene molto più semplice. L'amore più grande che ho avuto dopo è stato online. Cioè ci siamo iniziati a scrivere e dopo qualche settimana ci siamo messi insieme. Me l'ha chiesto lui. Bisogna che incomincino a imparare certe cose, perché non sono colpa loro, è colpa della nostra società. Mettersi insieme per noi è avere una relazione stabile di più di un giorno, per me. Se io dovessi corteggiare una ragazza, sicuramente innanzitutto mi presenterei a lei, magari invitandola a mangiare un gelato da qualche parte, uscendo insieme. Io ho sempre voluto vederlo, ma è finita, cioè non ci scriviamo neanche più. Sogno di stare in una casa da sola con 2 cani. Cioè, non voglio sposarmi. Perché si mettono insieme, intanto, scusi, vanno subito a letto in un certo senso. E quello è sbagliato, il sesso è una cosa, l'amore è un'altra. Io vorrei molto avere dei figli perché mi piace avere dei bambini, una bella moglie e 2 o 3 bambini. Dicevo, io non voglio bambini fino a quando non me li curo io. Allora a un certo punto ho detto, guarda che ho quasi 30 anni. E allora quella volta abbiamo deciso di avere il figlio. E dopo siamo sempre stati abbiamo vissuto anche il matrimonio in modo, capisce? E lui mi ha voluto sempre più bene. Sa quali sono le ultime parole che mi ha detto quando è morto? Senti, ti chiedo scusa. Di cosa? Ho detto io. Se non sono stato sempre come volevi tu. Ho detto io. E mi fa, ti ringrazio di tutto quello che hai fatto e che fai. E ti ho voluto sempre bene come il primo giorno. Poi con un filo di voce mi dice, più del primo giorno. Presumo che tu abbia delle amiche che hanno dei fidanzati, non ti manca questo aspetto di avere una persona al fianco, fisicamente al fianco? Cioè ti dà conforto quella relazione anche a distanza e ti manca tanto a te.